Sì, abbiamo fatto una videoconferenza perché appunto per non fare aggregazione in loco, quindi ci siamo collegati, eravamo presenti noi del comune insieme agli ufficio politiche agricole, il dirigente Favaretto e tutte le associazioni di categoria del territorio, quindi dalla CIA, quel di Reti, Agricoltura e che ho giocato mercato con Giuseppe Boscolo. Appunto, ho convocato questo tavolo per parlare insieme alle categorie di quali sono ovviamente i problemi che comunque sono strutturali ormai sul nostro territorio e che la questione del coronavirus ha soltanto che accentuato e aggravato una situazione che ormai comunque non era sicuramente rosea. E l'obiettivo di questo incontro è appunto quello di stilare insieme quindi al comune, alle associazioni di categoria e a chi ha giocato al mercato una lettera dove appunto segnalare quali sono le criticità e i bisogni del nostro territorio dal punto di vista agricolo, quindi delle nostre aziende agricole, e proporre due soluzioni, una a breve raggio che deve essere una contribuzione, un aiuto alle aziende agricole locali per avere una boccata di ossigeno, per poter ripartire, per poter restare operative, perché qua si rischia veramente la chiusura delle aziende. E una proposta più strutturata, più a medio e lungo termine, che serva in qualche modo per riuscire a risolvere quei problemi che dicevo appunto, che ormai comunque si erano già strutturati nelle aziende. La cosa difficile è che ad oggi comunque non è semplice determinare qual è la perdita attuale di questa crisi. Il presidente del mercato stimava circa 3 milioni e mezzo, ma perché questo è quello che ruota intorno al mercato di Brondolo. In realtà il conferimento oggi del prodotto non avviene solo in maniera esclusiva al mercato, ma ci sono anche altre forme, quindi potrebbe benissimo essere molto più alta la perdita che le aziende stanno subendo. E quindi, come dicevo, la richiesta che faremo è quella appunto di evidenziare tutte queste criticità, di qual è una proposta di dire quali sono le esigenze a breve, quindi una contribuzione da dare alle aziende, quindi attraverso i vari strumenti finanziari che potrebbe essere il piano sviluppo rurale o altro, che quindi diano un aiuto concreto immediato alle aziende. Poi fare un ragionamento più ampio dove si deve intraprendere tutta la filiera, quindi dall'azienda agricola quindi produttori, le organizzazioni di produttori, al mercato, alla GDO, alla trasformazione, alla distribuzione, perché oggi come oggi evidentemente c'è qualcosa che nel nostro sistema non funziona, quindi bisogna rivederlo e cogliere questa occasione, questa situazione anche se negativa, ma riuscire a trovare il meglio e riuscire a affrontare il futuro e il mantenimento del settore agricolo a Chioggia. Speriamo bene, visto il quadro generale. speriamo bene, perché insomma la situazione in tutti i settori è drammatica e Certo. speriamo che arrivino questi soldi, insomma. Infatti abbiamo detto proprio questo, il problema sarà riuscire a racimolare qualche soldo, perché ogni settore, se vogliamo restare sull'agroindustria, non c'è un settore insomma che non abbia difficoltà, e quindi sicuramente i soldi a disposizione non saranno moltissimi, e quindi bisogna riuscire comunque in un modo o nell'altro sensibilizzare il più possibile, in modo tale che anche a Chioggia possa beneficiare di contributi che se mai saranno presenti. Sì, un altro aspetto che ci è stato segnalato, che è anche già uscito in questi giorni su alcuni articoli, è che i frighi di molte aziende sono ancora pieni del radicchio del prodotto della scorsa stagione. Questo ovviamente sta penalizzando tantissimo l'attuale raccolto, il primo raccolto che viene fatto tra marzo e aprile. Ovviamente se già abbiamo il problema che ci sono i ristoranti chiusi, non c'è l'esportazione e quindi manca di base la domanda, con una offerta attuale appunto di raccolto disponibile che non trova sbocco, perché appunto i commercianti stanno utilizzando ancora il prodotto messo nelle celle del frigo, e fa sì che appunto c'è stato questo crollo repentino del prezzo, e di conseguenza
conseguenza che le aziende prese da disperazione hanno iniziato a sfalciare i campi, quindi ingettare questo prodotto. E quindi la proposta sarebbe quella che faremo, è quella di obbligare insomma piuttosto di distruggere il prodotto adesso raccolto, ma quello che è stato messo via nell'altra stagione che sta creando adesso problemi. Ci aspettiamo ovviamente un'altra ondata difficile per il prossimo periodo che sarà maggio e quindi sicuramente la situazione evolverà purtroppo in negativo se la situazione ovviamente non cambia. E questa decisione dovrebbe passare poi per il governo, voglio dire, dovesse il governo fare questo provvedimento? Sì, esatto, nel senso a livello regionale o governativo, nel senso che già in passato mi dicono era successo che è stato imposto l'obbligo di distruggere i prodotti messi stoccati quindi nelle celle per dare comunque sostegno all'attuale produzione, perché adesso le aziende hanno investito un sacco di soldi e non riescono ovviamente a far quadrare il proprio bilancio, perché questo ad esempio in questo momento le aziende vivono circa il 30-40% del proprio bilancio, quindi il fatto che manca una grossa entrata del proprio bilancio metterà a rischio la persistenza e la continuità delle aziende agricole. Va bene Assessore, noi prendiamo quello che ci dice, lo pubblichiamo appunto e speriamo bene, facciamo gli scongiuri su tutto insomma. Noi ci mettiamo tutta per cercare di aiutare, sensibilizzare le criticità che ci sono e appunto per sperare che appunto i soldi, i contributi vari possano arrivare sul nostro territorio. Grazie Andrea. Grazie a te caro, grazie.